già in proiezione in questo nuovo anno, nel 2021, dopo l'anno horribilis del 2020, il 2020, che è l'anno della pandemia mondiale, che è l'anno che ha disvelato quelle che sono le criticità di una nazione come la nostra, quindi l'Italia, ma che ha poi ancora di più sottolineato quelle che sono le brutture, ma anche le storture, ma i ritardi di una regione come la nostra, che è la Calabria, che sia da un punto di vista soprattutto sanitario, ma infrastrutturale, dal punto di vista dei servizi, ha mostrato tutte quante le lacune che devono necessariamente essere colmate. Ora ci sono delle possibilità, partirà questa nuova manovra del governo e ci sarà necessità di utilizzare al meglio le risorse che ci verranno consegnate per riequilibrare quelle che sono le sorti di una regione come la nostra, che sta già distante dal centro dell'Italia, per non parlare del nord, e che sta molto distante dall'Europa. Ci sono tantissime difficoltà che dobbiamo provare a colmare. Il fatto, secondo il mio modesto parere, è culturale, e chi sta soffrendo tantissimo invece in questo momento, vuoi le scuole, vuoi le università, vuoi i ritardi, ma soprattutto il comparto culturale, con la chiusura di quelli che poi sono i teatri, i cinema, i musei, e con i ritardi che inevitabilmente ne derivano. Un confronto con quello che è il governo centrale, che ha provato a stabilire dei ristori che sono serviti onestamente probabilmente a poco, soprattutto per quello che riguarda i teatri e i cinema, e anche il lavoro dei singoli artisti professionisti, ma soprattutto per chi produce gli spettacoli, per chi ha messo in piedi delle situazioni, soprattutto in quello che era il periodo che poteva sembrare dalla fine della prima fase della pandemia e quindi con l'estate, rimettendo in piedi delle situazioni che poi sono durate fin quanto abbiamo potuto, rispettando ovviamente quelle che erano le normative anti-Covid. Oggi abbiamo ospiti in studio, dei ritorni in alcuni casi. Il primo è quello di Ruggero Pegna, che da Cionet ci parla della sua esperienza diretta, soprattutto perché ha condotto per l'ennesimo numero, per l'ennesima puntata, se vogliamo così dire, da un punto di vista televisivo, una stagione straordinaria di Fatti di Musica, e partecipando soprattutto a un bando. Ci eravamo sentiti qualche mese fa, prima certamente del Natale, per quello che riguarda il bando dei grandi eventi, e quindi ci eravamo ripromessi di riaprire con lui questa discussione. Dall'altra poi, restando nello stesso territorio, anche se Ruggero è più diciamo spalmato sul territorio regionale, c'è un altro importante evento, che è quello di Armonia ed Arte Festival, e quindi Chiara Giordano da Roccelletta di Borgia, e abbiamo anche una new entry, che è invece un festival che ha la primogenitura, che si è tenuto a Castrovillari, che appartiene all'arte cinematografica, e abbiamo anche Giuseppe Panebianco con l'International Film Festival, soprattutto nell'anno in cui ricorrevano tantissimi anniversari. Potrei citare tante cose che possono esaltare, sia da Fellini, insomma, tantissimi avvenimenti anche in ambito internazionale musicale, del quale ci potrà parlare Chiara Giordano certamente, e anche Ruggero Pegna. Ma il punto qual è? Ripartiamo esattamente con Ruggero da dove ci eravamo fermati. Ci eravamo fermati qualche mese fa, un mese e mezzo più o meno circa, in una trasmissione in cui abbiamo parlato di quello che dovevano essere i risultati di un bando che doveva già vedere una graduatoria e quindi delle assegnazioni per quello che riguarda le contribuzioni della Regione Calabria alla partecipazione economica, perché sono cofinanziamenti, a dei festival importanti che devono acquisire il brand dei grandi eventi per la Regione Calabria. A che punto siamo, Ruggero? Innanzitutto, buongiorno a te, grazie per avermi invitato. Saluto anche Chiara e gli altri amici che sono collegati, chi sta seguendo questo spazio. Spero che l'audio sia buono. Il punto, la tua domanda, siamo fermi, almeno a livello questo bando grandi eventi regionali, in pratica non si è saputo nulla. Pensa che la graduatoria era stata annunciata così, dallo stesso avviso, per fine luglio, poi abbiamo per fine agosto, poi abbiamo Che appreso è a già un metà paradosso di per settembre. sé, quindi volevo aggiungere questa, perché se no non ne usciamo più da questa storia. Se i bandi non hanno una temporizzazione con una commissione che può assegnare immediatamente delle valutazioni nelle graduatorie,
hanno senso veramente poco se poi tu devi prenderti 4 mesi di tempo per giudicare qual è un progetto che ti può arrivare e quale può essere il vantaggio proprio per la nostra regione. O sbaglio, Ruggero? Soltanto l'anomalia è in termini appunto di tempistica, siamo fuori da tutto, ma anche per quello che è accaduto, perché in realtà a metà settembre abbiamo appreso che la commissione era stata sostituita, cioè era stata mandata a casa la prima commissione, quindi il RUP, e poi nei giorni seguenti addirittura sostituzione anche della direttrice generale dell'assessorato. E di fatto poi si sono persi mesi e tutte queste sostituzioni per presunte irregolarità che ha denunciato la stessa presidenza della regione Calabria. Poi non abbiamo mai capito queste irregolarità in cosa consistessero, perché da quando i soggetti proponenti hanno inoltrato le proprie proposte la palla è passata a loro, quindi è nella loro gestione che ci sono state irregolarità che non sono state mai del tutto rese note a noi che operiamo. Però proviamo a fare il punto sulla situazione, perché con Veline Stampa sono venuti fuori dei tentativi di hackeraggio per cui la Regione pare abbia sospeso questa graduatoria, questa assegnazione, perché era stato hackerato, quindi violato un sito, insomma, o comunque esattamente lo strumento che utilizzavano per effettuare la valutazione e le graduatorie. Ora, posto che questo possa essere accaduto o meno, com'è possibile che ancora sono passati mesi, mesi e mesi, siamo nel nuovo anno addirittura, a manifestazioni belle che finite da tantissimo tempo, ancora non si sa nulla di questa storia? Chi è che paga? Ma in generale la linea usata dalla Regione Calabria nei riguardi dei grandi eventi, del grande spettacolo dal vivo in questa regione è una linea incomprensibile, perché a fronte di questo grandissimo ritardo non c'è stato neanche il pensare a ristori che in certo senso andassero a consentire a chi ha realizzato negli anni grandi festival di tenere in piedi tutti quelli che sono i costi ingenti che comunque abbiamo sostenuto. Non dimentichiamoci che alcuni di noi, Chiara, io stesso, Chiara ha realizzato il suo festival per intero, mi pare anche Castrovillari, io ho realizzato parte degli eventi del programma, addirittura anche prima del bando ero partito con la mia 34esima edizione di Fatti di Musica con 5 eventi tra gennaio e febbraio, eventi da centinaia di migliaia di euro se ci metti dentro mica la Divina Commedia, Guido Verrocchio e altro che ho realizzato. Poi quest'estate in un buco consentito dai DPCM con i limiti appunto del 200 chiuso, 1000 all'aperto, a Diamante ho realizzato Arbore con l'Orchestra Italiana, Vinicio Capossella, ed ero pronto per i 10 giorni consecutivi, così come da format imposto dal bando, per la parte conclusiva del festival. Comunque costi affrontati, spese ingenti sostenute. Ad oggi la Regione Calabria si è limitata per il settore spettacolo a dare 1.000 euro ai lavoratori dello spettacolo, ma la cosa che io ho cercato di far notare anche attraverso vari interventi, insieme anche appunto a Chiara, al presidente dell'Agis regionale Francesco Pollice, la cosa che abbiamo cercato di far notare è che se tu dai 1.000 euro ad un lavoratore dello spettacolo, cioè chi vive fornendo i propri servizi, la propria professionalità, comunque a chi produce, a chi organizza, 1.000 euro sono praticamente nulla in un anno senza lavoro. Poi se non sostieni anche il motore, cioè chi produce, chi va ad ideare, a portare sul territorio quelli che sono gli eventi, quando sarà finito tutto, il lavoro, l'occupazione, il sostegno a tutti i lavoratori dello spettacolo in Calabria, chi dovrà darlo? Nel momento in cui chi fa impresa fa a livello che sia societario. Guarda Ruggero, da questo punto di vista penso che sia pieno di non senso la situazione, perché
Io assisto a una pubblicazione ritratta di bandi che non riesco a capire da dove possono essere mutuati, visto che comunque in alcuni casi, come nel caso della legge sul teatro, esistono degli articoli scritti, vengono fuori, negli ultimi giorni è venuto fuori anche un bando sulla distribuzione teatrale, che addirittura, se vogliamo parlare da professionisti del settore e quindi con competenza e con cognizione di causa, ammettono delle azioni con 700.000 euro, delle azioni massimo fino a 50.000 euro per la distribuzione organica del teatro in Calabria. Ora, se andiamo un velo pietoso magari lo affrontiamo più avanti, ma passo a Chiara Giordano. Intanto l'ambizione di Armonie d'Arte non è per niente diminuita, anzi nell'anno del Covid, nell'anno terribile, il programma è stato addirittura rilanciato. Come diceva Ruggero prima, anche nel tuo caso non un passo indietro, magari 2 avanti, perché il programma è stato fatto con delle ambizioni importanti, con una connotazione anche internazionale, con delle richieste specifiche che nel bando venivano chieste, e quindi quello che doveva essere un po' probabilmente fatto dal punto di vista della promozione, della valorizzazione dei luoghi, è stato richiesto anche al privato. Ancora una volta, con quello che poi l'atavico ritardo nelle valutazioni, nelle assegnazioni delle risorse, addirittura in questo momento chi ha fatto bancomat per una regione, per un'amministrazione regionale, si ritrova ancora con un pugno di mosche in mano, soprattutto non sapendo che fine farà questa attività realizzata. Chiara. Buongiorno a tutti e grazie. E saluto anche io l'amico Ruggero e tutti gli altri. Allora, io vorrei immediatamente centrare un punto, perché poi chi ci ascolta deve sapere di che stiamo parlando, altrimenti sembra che noi siamo quelli dell'intrattenimento e quindi chi se ne frega quando c'è la salute e altro da fare. Allora, chiariamo subito una cosa. In Italia, dalla Scala alla più piccola associazione, lo spettacolo dal vivo, quello serio, quello culturale, eccetera, eccetera, lo spettacolo dal vivo non può vivere senza i finanziamenti pubblici. Perché? Perché noi non abbiamo in Italia un sistema delle donazioni e delle sponsorizzazioni che può garantire questo. E anche chi fa ticketing, quel ticketing, cioè i biglietti, coprono al massimo, la percentuale italiana è tra il 14 e il 20%, con casi particolarissimi di eccezione. Detto questo, quindi, significa che senza i finanziamenti pubblici, dalla Scala alla più piccola associazione, si chiude. Primo punto. Secondo, ci vogliamo mettere d'accordo che la cultura è un bene primario come la salute? Su questo studi accademici, esperienze di vario tipo, insomma sono tutti d'accordo, ricercatori e operatori sul campo. Con la cultura si riesce a superare il gap delle animalità diffuse che poi portano a vedere anche nella democratica America un uomo con le corna seduto sullo scranno del presidente degli Stati Uniti. Quindi, se la cultura è un bene primario come la salute, se è vero che senza finanziamenti si chiude la Chiesa, e se è vero che la Chiesa non si può chiudere, perché le chiese non si chiudono, la cultura è una chiesa laica e noi tutti, festival seri, festival responsabili, operatori che hanno a cuore il valore etico di questa attività, hanno continuato a farla. Ma questo non significa che noi ci possiamo accappottare e morire, fallire, andare in default, oltre se non magari a fare figuracce a destra e a sinistra, perché c'è un ritardo di chi comunque ha creato una legittima aspettativa. Perché noi abbiamo ragionato sulla possibilità che i grandi brand potessero essere anche una soluzione per passami la parola, il welfare del territorio, vale a dire noi diamo da lavorare appunto ad operatori e quant'altro, noi creiamo un'immagine positiva nel mondo, noi supportiamo il turismo e così via. Quindi, se a fronte di tutto questo, ciò che era stato detto che si sarebbe fatto non si è fatto, c'è un problema. Ora, io non voglio né attaccare regione, questo e quello, perché poi verrebbe subito strumentalizzato. Non è questo il punto. Il punto è che c'è un problema. La regione ci dice, nelle interlocuzioni che noi facciamo cercando di avere informazioni, nella modalità legittima ovviamente del termine, cioè chiedendo che fine dobbiamo fare, che fine abbiamo fatto, ci viene appunto detto che il processo è in atto e che si cerca di velocizzare. A fronte del si cerca di velocizzare, noi sappiamo solo una cosa, che entro il 27 agosto il processo deve essere concluso. Siamo all'8 di gennaio e non lo è.
Non c'è da aggiungere molto altro. C'è un problema, c'è gente che ha la fame e che non viene pagata con soldi che ci sono altri che hanno fatto, come dici tu, da bancomat o se nei limiti che potevano o comunque hanno programmato e quindi hanno preso degli impegni con assegni, con questo, con quello, con quell'altro e il risultato è questo. Ma microfoni spenti ce lo siamo detti anche con te e con Ruggero, che comunque in ogni caso la testimonianza dei fatti che sono accaduti realmente dal punto di vista della programmazione in Calabria sono stati connotati da interventi politici direttamente, vuoi dall'assessore alla cultura, vuoi dalla compianta e scomparsa ai noi Presidente Santelli, che nel corso dell'ultima estate hanno girato un po' per verificare quelle che erano le cose che succedevano tra Roccelletta, tra gli eventi organizzati da Ruggero, ma tutto quello che succedeva in Calabria. Adesso mi pare paradossale attribuire la colpa a un ritardo perché magari gli uffici sono in smart working. Non penso che la stesura di una graduatoria... Scusa se ti interrompo, noi sulle cause, potrebbero essere mille, potrebbero essere politiche, potrebbe essere il Covid, potrebbe essere il ritardo, potrebbe essere la qualunque, però non è ammissibile che oggi noi dobbiamo soffrire offrendo un servizio a una regione, non regione Calabria, cioè al territorio Calabria. Noi offriamo un grande servizio e noi dobbiamo essere sostenuti perché siamo utili al bene collettivo, siamo utili alla collettività. Detto questo, ora sul ritardo è chiaro che ci potrebbero essere mille ragioni e magari se uno le analizza dice ma è successo il Covid, è successo lo smart working, è tutto è successo. Io so una cosa però, che noi, io Ruggero come tutti gli altri, noi non possiamo dire alle banche è successo. Non lo possiamo dire e non possiamo vedere i nostri dipendenti in cassa integrazione, non abbiamo più soldi e non abbiamo più faccia per rispondere al mondo, agli artisti anche stranieri che sono venuti in Calabria, che in altre parti d'Italia comunque si è risolto in qualche modo, qua no. E quindi questo è, dopodiché è vero anche quello che tu dici, che sono state prese altre iniziative per finanziare altro. Io guarda, non voglio entrare in questa querela, perché se ci entro dovrei entrarci con un giudizio, dovrei entrarci con valutazioni, forse non è questo la sede ed è un argomento troppo grande, perché è politico, è tutto politico. Quindi io non ci entro proprio in questa cosa. Quello che noi facciamo, Chiara, è politico. Il messaggio della cultura, veicolare la cultura è politica, fare dei buoni festival è politica, non è politica partitica. Noi facciamo politica da quando ci svegliamo al mattino fino al mattino successivo, quindi... Però lo so, però fammi concludere. Noi oggi abbiamo un presidente della regione, Nino Spirlì, che peraltro è uno di noi, tra virgolette, nel senso che è un uomo che viene da questo settore, quindi io non voglio pensare che lui non abbia a cuore questa situazione, quindi lasciami credere che ci siano dei motivi contestuali, eccetera, eccetera, però il tempo è scaduto. Quindi i motivi contestuali li vogliamo comprendere, il tempo è scaduto lo stesso. Quindi questo diventa, questa opportunità che tu ci dai di riflessione, diventa anche un appello a dire ok, abbiamo alla regione una persona che è del settore, ok, ci saranno stati motivi, superiamo tutto, oggi non c'è più motivo e non c'è più tempo. Questo è. Dopodiché, sai, le valutazioni dovremmo andare dalla notte dei tempi e dire che non c'è una legge sullo spettacolo dal vivo, che non si è ragionato nella logica del FUS. Guarda, ti faccio presente, forse chi ci sente non lo sa, che alcuni di noi sono peraltro anche riconosciuti dallo Stato. FUS sta per Fondo Unico dello Spettacolo, ma soprattutto sta come possibilità di essere, diciamo, avvalorati nel sistema nazionale dal riconoscimento ministeriale. Bene, questo riconoscimento dice, proprio il decreto che lo norma, dice che per avere questo riconoscimento bisogna anche avere il supporto regionale. Ora, se questo non si capisce, io non so più che è una battaglia che faccio da sempre, Chiara, perché il MIBACT dice che la cultura deve avere un'importanza, cioè l'investimento del MIBACT nei fatti culturali calabresi è direttamente proporzionale all'impegno profuso anche dall'amministrazione regionale. Questo vuol dire che la Regione dovrebbe organizzarsi, visto che dobbiamo vivere probabilmente di turismo, cultura, manifestazioni, valorizzazioni dei luoghi, la Regione dovrebbe organizzarsi un tantino meglio. Ma passiamo al giro di tavolo con il più giovane degli intervenuti, per un fatto anagrafico, non soltanto per un fatto anagrafico, ma perché è la prima edizione dell'International Film Festival e poi c'era una ricorrenza sui 100 di Fellini che si è tenuto a Castrovillari con ospiti internazionali importanti e nazionali importanti e con Giuseppe Panebianco, che ovviamente ascoltando questi
primi i nostri confronti tra me, Chiara Giordano e Ruggero Pegna, un po' avvilito lo sei? Insomma, sei incoraggiato o no da tutto ciò? Allora, innanzitutto saluto i presenti Pegna e Giordano, saluto tutti i numerosissimi, insomma so che vi seguono in tantissimi e ringrazio te per questa opportunità, per questo invito. Ho ascoltato con piacere e interesse, insomma, le parole di chi sicuramente ne sa più di me e chi sicuramente, insomma, lavora sul territorio da molto più tempo e quindi ne conosce i pregi, ma ne conosce anche tanti difetti, tante anomalie, tante problematiche. La nostra situazione è un po' diversa, insomma, da quelle raccontate, nel senso che io vivo da anni fuori, insomma, e dopo anni di programmazione ho voluto in qualche modo investire parte del mio tempo, della mia professionalità, insieme a uno staff bellissimo di persone, nella mia terra, perché ho sempre ragionato in questo modo. Conserva sempre le tue radici, vai in giro per il mondo, insomma, a conoscere il mondo, a imparare dal mondo e poi torna a casa, insomma, cerca di portare il tuo contributo anche in quella che è la tua terra. La nostra esperienza è stata in parte molto emozionante, in parte molto problematica. Siamo partiti, insomma, e c'erano tutti i presupposti per non partire, per rimandare, insomma, questo che è un evento ideato e studiato e ragionato da 2 anni circa. Però forse vado un po' controcorrente, nel senso che non avendo avuto grandi rapporti con la regione, non avendo soprattutto uno storico, non avendo fatto neanche affidamento più di tanto, tutte queste problematiche e anche un po' questo livore che ho ascoltato e che è assolutamente giustificato e giustificabile, e noi l'abbiamo cercato di trasformare un po' in entusiasmo, nel senso l'entusiasmo della giovinezza, l'entusiasmo del primo anno, l'entusiasmo di quella che sembrava in qualche modo un'impresa impossibile e che invece, insomma, siamo riusciti a portare a termine. Andiamo ai numeri, Giuseppe, andiamo ai numeri così affrontiamo dal di dentro la situazione. Che festival è stato questo primo festival? È stato un festival, innanzitutto abbiamo avuto, insomma, il piacere di concordare, di sviluppare sinergie artistiche con Rai Cinema, col Centro Sperimentale, abbiamo avuto il beneficio, insomma, del MIBACT e di Fellini 100, che, insomma, l'organizzazione che ha riconosciuto pochissimi festival su tutto il territorio nazionale come festival importante, all'interno del quale sono state numerosissime le attività dedicate al grande maestro. Abbiamo avuto con noi, insomma, 6 ospiti molto importanti, dalla presentatrice Veronica Maia a Sandra Milo, che è stata, insomma, un incontro meraviglioso che ha incantato il nostro pubblico e che ha raccontato in prima persona l'unica e l'ultima attrice vivente che può raccontare e può parlare del grande maestro Fellini come nessun altro. Abbiamo avuto il grande doppiatore Stefano De Sando, abbiamo avuto collegamenti con Giappone, Corea e Spagna, che sono 3 tra i nostri 6 paesi internazionali con cui collaboriamo. Abbiamo attività su tutto il territorio con delle giurie internazionali, all'interno della quale mi fa piacere dirlo, insomma, abbiamo avuto il piacere di avere anche te, persona squisita e di grandissima competenza artistica. Abbiamo sviluppato delle sinergie con l'Università di Cosenza, e questo è forse l'unico aspetto di cui un pochino mi dispiace, ma non è colpa di nessuno se non di questo periodo terribile. Non siamo riusciti a portare a termine, ma stiamo già lavorando, insomma, per riuscire a portare... Diciamo che comunque tu poi fondamentalmente hai fatto da te, nel senso che ci sono delle risorse personali, della tua associazione, e poi tante sponsorizzazioni, e attraverso le sponsorizzazioni privati quindi sei riuscito a tirare su la baracca. Assolutamente, sicuramente non è un festival che ha la portata dei 2 festival di cui si parla, portata principalmente ma voglio dire, è auspicabile, perché Ruggero fa questo mestiere da una vita, Chiara la stessa cosa, e i livelli devono essere anche in prospettiva per chi comincia ora, quindi l'esperienza di Ruggero e le testimonianze di Ruggero devono valere, se è vero che vogliamo investire in cultura. Io penso che la voce autorevole sia di Ruggero che di Chiara possa servire a te per capire, e soprattutto a chi ci governa, quali devono essere gli atteggiamenti positivi da attuare per far sì che si possa sviluppare in concreto un lavoro in questo settore. Comunque noi abbiamo 2 minuti di pausa per la pubblicità, torniamo immediatamente, ricominciamo il giro esattamente da dove abbiamo interrotto, partendo di nuovo da Ruggero Pegna. A tra pochissimo.
Seconda parte di Focus Attualità con un ragionamento centrato su quello che è il mondo della cultura prodotta, della cultura distribuita, della cultura creata sui luoghi, sui territori, del rapporto strambo che chi fa cultura ha anche con il mondo della politica, a volte sia quello regionale che quello nazionale, ma parlando con i protagonisti di oggi che sono Ruggero Pergna per quello che riguarda Shonet e tante iniziative ovviamente legate a Shonet, con Chiara Giordano di Armonia d'Arte Festival, con il giovane Giuseppe Panebianco alla prima esperienza del IFF Festival di Castrovillari, stiamo provando a fare un ragionamento perché sono festival che sono riconosciuti da Assomusica, dal MIBACT, hanno i patrocini internazionali, ma che riescono a riscuotere poca fortuna per quello che riguarda poi il dialogo con le istituzioni regionali, quindi con gli enti locali, soprattutto l'ente locale supremo. Ad onor del vero, quello che vorrei chiedere poi ad una domanda doppia a Ruggero e Chiara, visto che comunque c'è anche una persona di una generazione completamente diversa dalla nostra, qual è la validità per la Regione Calabria di un curriculum, di una persona che investe 30 anni e più della propria vita in un mestiere? Sappiamo quelli che sono i percorsi sia di Ruggero che di Chiara, per quello che riguarda proprio il credere, che era importante e continua ad essere importante produrre cultura alle nostre latitudini. Ma quanto vale poi alla fine dei conti un curriculum valutato poi da un punto di vista della politica regionale? Vai Ruggero. Innanzitutto voglio farmi all'intervento di Panebianco. Per quanto mi riguarda non c'è nessun livore nei riguardi di nessuno, anche perché nel mio caso il contributo annuale regionale, quando c'è stato, è pari più o meno al 10% dell'investimento annuale, non solo in un festival, in molti festival e addirittura in quella che copre la programmazione di grande spettacolo musicale dal vivo annuale in Calabria quasi all'80%. Perché il lavoro parte notte di fine anno con eventi addirittura di Capodanno e prosegue su varie linee per tutto l'arco dell'anno. Parliamo in un anno di oltre 50 eventi e un investimento di diversi milioni di euro, quindi parliamo di un soggetto completamente un po' diverso. Per quanto riguarda il festival che è stato già ritenuto storicizzato dalla Regione Calabria, che è Fatti di Musica, appunto il cofinanziamento è quasi pari al 90%, quindi la capacità di ottimizzare quella che è la risorsa pubblica è all'ennesima potenza su un progetto simile. Quindi è soltanto un problema di politica, attenzione, culturale, che mi piace affrontare, mi è sempre piaciuto affrontare, perché quando io ho cominciato 35 anni fa, ma la politica manco parlava proprio minimamente, pensava allo spettacolo dal vivo, soltanto intorno al 96-97 con l'assessore regionale Michele Traversa, che ha seguito dall'esterno quello che stava accadendo con concerti come Sting, Tina Turner, Spandau Ballet e quant'altri avevo fatto senza mai che la politica intervenisse a sostegno. Ebbene, ha cominciato a capire che poteva essere assolutamente un comparto da usare anche per l'immagine della stessa politica, per l'immagine del territorio. Nacquero i primi festival regionali, Mediterranean Festival. Però non sviare la domanda, Ruggero, io ti ho fatto una domanda precisa. Sì, no, dopo 35 anni, entriamo nel merito perché voglio introdurre altri argomenti, quindi anche è importante. Però un po' bisogna conoscere la storia di un settore per poter fare affermazioni, perché poi altrimenti se non abbiamo memoria di quello che è accaduto in un settore, in una regione, poi parliamo a vanvera. Allora, qual è il concetto? Quindi quando nel 96 teorizzai e insieme a altri colleghi nazionali andammo a fondare Assomusica, quando per 4 anni ho seguito la consulta ministeriale dello spettacolo dall'interno, ho capito che
la Calabria, purtroppo, la Calabria viaggia, almeno la parte politica, viaggia ad una velocità completamente diversa. Il fondo di questa velocità è una valutazione che non ha alcun livore, è soltanto una constatazione, è stato toccato purtroppo in quest'ultimo anno, quando proprio per la mancanza di memoria si è azzerato tutto quello che politicamente è successo fino allo scorso anno. Si è pensato di indirizzare su linee nuove, quindi un bando grandi eventi da 300.000 euro, poi una forbice col bando di minore entità di ben 250.000 euro, perché il bando cultura quest'anno era stato portato a 50.000 euro. Questa forbice ha fatto sì che molti progetti finanziati negli ultimi anni con la somma di 110.000 euro si siano tutti indirizzati sul bando grosso e hanno comportato quindi un sovraccarico di proposte, mancando una linea che fosse adatta per tutti i progetti che la precedente amministrazione regionale aveva invece finanziato. Non solo, è stata abolita la legge 13, per cui anche lì piccole e medie imprese del settore dello spettacolo e della cultura si sono trovati senza finanziamenti. Nella realtà tutto questo nuovo percorso si è fermato immediatamente, quindi non solo non si è stati in grado... Però perdonami Ruggero, perdonami, io ti voglio dire una cosa, qui c'è certamente uno zampino tecnico, perché la politica, e ora non voglio parlare, mi dispiace ai noi della compianta Presidente Santelli, ma di qualcuno si sarà affidato. E qua c'è uno zampino che sembra avere un sapore tecnico, che non so chi è, ma perché non c'è dato sapere chi è, ma il fatto è che è partita chirurgicamente un'operazione di cancellazione della memoria storica, Ruggero. Questo bisognava probabilmente perché manchiamo nell'esercizio del diritto. I bandi vanno contestati appena vengono pubblicati. Questo è anche un dato che a cui bisognerebbe ripensare. Fabio, non potevamo conoscere quale sarebbe stata la linea complessiva della regione e dell'assessorato alla cultura. Quando abbiamo visto il bando da 300.000 euro, i soggetti che negli anni hanno vinto la linea principale tipologia 1, azione 1 dei bandi, quindi a livello nazionale e internazionale, parliamo del Festival di Chiara, parliamo del mio, parliamo di altri, quei soggetti abbiamo ritenuto che fosse lo spazio adatto per poter proseguire in un'attività storicizzata pluriennale. Quando poi abbiamo visto che si è diffusa la notizia che non ci sarebbero stati altri bandi per andare a finanziare quei festival di mezzo dagli 80 ai 100 ai 110, è evidente che tutti si sono precipitati a partecipare a questo bando importante, il che peraltro credo, ancora noi siamo, tra l'altro si parla senza poter conoscere quello che era una probabile graduatoria. Questo ha creato sicuramente un ulteriore motivo di perdita, se vogliamo, di opportunità per tutti gli operatori della Calabria. Io ero negli anni, inizio anni 2000, ero per i grandissimi eventi, no? Che ne so, la Sera dei Miracoli, Rai 1 a Reggio Calabria, a Gioia Tauro, cioè quei grandi eventi che andavano a mettere assieme i grandi budget. Ma va bene anche la linea di finanziare invece 100-150 festival. Il problema è che nel momento in cui tu hai creato delle... No, io sono completamente in disaccordo con questa linea, sono completamente in disaccordo perché, come dicevo prima a Chiara, Ruggero, qua va fatta una scelta, nel senso che bisogna essere caustici e probabilmente anche, cioè bisogna capire su che cosa vogliamo svilupparci, perché poi c'è una grande confusione. Però voglio fare una domanda a Chiara, perché tu hai un po' tergiversato, magari ci torniamo. Chiara, come mai Ruggero Pegna dopo 35 anni, tu con il tuo curriculum, cioè perché la politica spesso vede in contrapposizione l'imprenditore del settore spettacolo? Perché invece, nonostante i curriculum e i risultati importanti vengono riconosciuti in Italia, altrove, all'estero, anche nelle grandi riviste, e poi nessuno alza il telefono da un punto di vista di una cabina di regia, di un dipartimento, di un assessore, a chiedere ma perché non ci sediamo a un tavolo e voi ci dite la vostra e noi proviamo a dirvi la nostra e proviamo a fare il quadrato, come poi avviene fondamentalmente in tante regioni che da un punto di vista culturale si possono definire evolute. Perché, Chiara? Perché?
Cercherò di essere sintetica, precisando che comunque non c'è livore neanche da parte mia, ovviamente in nessuna parola, era solo l'analisi di una realtà. E precisando una piccola questione che è importante tenere presente, che comunque anche nell'ambito dello spettacolo ci sono attività che hanno bisogno di un supporto maggiore e altre che ce la fanno un po' di più per propria specificità, tutte importanti, tutte afferenti alla cultura, tutte da sostenere. Però così come fa lo Stato con il FUS, ovviamente ci sono linee diverse di partecipazione. Per esempio io non partecipo con la Scala allo Stato negli avvisi per i decreti ministeriali. Però questo è un tecnicismo. È importante solo che la gente sappia che la cultura a tutti i livelli va sostenuta e che da sola non ce la fa. Detto questo, che è il discorso di prima e che quindi va considerato come bene primario, torno alla tua domanda. Guarda, che al mondo, da Cicerone ad oggi, dico Cicerone perché ci sono le testimonianze scritte di Cicerone, ma potremmo andare molto più in là e intorno, il fatto che la meritocrazia sia un problema, questo è un problema diffuso. A onor del vero devo dirti una cosa, che la Presidente Santelli ad alcuni li aveva messi intorno a un tavolo per ragionare. Purtroppo, come tutte le cose poi, che partono magari da un'idea positiva, poi magari in corso d'opera si perdono. Allora la domanda è: perché si perdono? Si perdono perché, come sempre, le ragioni delle opportunità individuali non coincidono con le ragioni delle opportunità collettive. Questo è una cosa diffusa che sta al mondo. Vero è che a questo tempo dovrebbe essere diverso. Ciò che irrita, semmai, è il fatto che continuano ad imperare le ragioni degli incarichi individuali, spesso con un conflitto di interesse, e che purtroppo non si tiene conto che ci sono alcuni individui come Ruggero, piuttosto non voglio citare me, però è anche vero che se io nel mio curriculum posso vantare reference ad hoc da Riccardo Muti a Pat Metini, da Zubin Mehta alla Zakharova, cioè cos'è? È qualche cosa e ai più importanti operatori e manager e imprenditori della cultura che ci sono in giro, roba scritta, che io ho un curriculum scritto. Evidentemente forse una telefonata a me che non ho padrini e padroni politici forse sarebbe stata opportuna. Però vedi, se mi chiedi il perché è ovvio che non è qui, il perché è che il mondo va così, in Italia va un po' più così. Vorremmo pensare che dopo la batosta Covid e dopo la nottata che stiamo vivendo, all'alba qualcuno si accorgerà che forse qualche tecnico competente in più può aiutare a salvarci. Lascia che io sia positiva, perché se dovessi analizzare la situazione del momento dovremmo soltanto procedere con escalation, eccetera. Il mondo è così. Ci auguriamo che i presenti e chi ci ascolta. Ho detto amichevolmente a Gianvico Casadonte che ha una grande responsabilità nei confronti dei calabresi, perché uno è trino, cioè da una parte sta alla Fondazione Politeama, dall'altra è direttore della Calabria Film Commission, poi dall'altra è anche direttore del Magna Grecia Film Festival. Questo nonostante poi anche le nomine al MIBACT. Quindi questo è un po', come dire, inquietante. Inquietante non da un punto di vista, non c'è nulla di torbido, però è chiaro che c'è una grande responsabilità. Io parlo di questo, che un'emergenza era di fare questa graduatoria dei grandi eventi, supportare quelle che erano le attività in itinere, perché mentre queste cose sono ancora silenziate e attendono una soluzione, sono state fatte diverse nomine, per esempio per quello che riguarda Calabria Film Commission. E qui vengo e mi spiego, nel senso che ci sono state delle proteste, che io poi non so quanto possono essere vere o meno, ma certamente aumenta e viene più che quadruplicato il costo che atteneva a quelle che erano le figure apicali di gestione della Film Commission, della Fondazione Film Commission Calabria, perché sono state introdotte tantissime altre nuove figure, addirittura con un bando e con diversi bandi, a dire il vero, pubblicati nottetempo e con una scadenza brevissima. Ora, quando si investono soldi pubblici, questo è quello che dobbiamo dire con forza e coraggio, bisogna rendere partecipi tutti e bisogna rendere chiare e visibili le operazioni che si conducono. Sbaglio o no, Ruggero? Mi fai un attimo intervenire? Certo, prego, certo. Io vorrei anche precisare una questione rispetto a quello che tu stai appunto indicando, che poi in realtà sarebbe auspicabile una regia generale dell'assetto dello spettacolo dal vivo e della cultura, cioè di
della assegnazione dei fondi. Perché? Perché molte volte alla gente che ci ascolta, che può non essere appunto del settore, io dico sempre alla gente che ci ascolta perché è doveroso, non è che ci dobbiamo chiudere Assolutamente sì, hai in una ragione. stanza. Ecco. Il problema è che magari dire 300.000 euro dice Madonna quanti soldi. Allora bisognerebbe sapere che se in Calabria si vuole costruire l'opportunità di realtà internazionali che portano la Calabria fuori dalla Calabria, quindi in termini di credibilità, e il mondo in Calabria, in termini poi di utenza, quindi di pubblico, di ospiti e di quant'altro, 300.000 euro non sono affatto congrui, vale a dire che se semplicemente il pubblico che ci sente andasse su internet a guardare i bilanci pubblici dei festival italiani, si accorgerebbe che sono ben oltre i 6 zeri. Quindi quando si dice 300.000 euro e si chiede contestualmente di fare un festival internazionale, è un ossimoro, cioè è una cosa che va in contrasto, perché io dico la Calabria ha diritto ad avere una volta all'anno una grande orchestra e senti i giovani che studiano in conservatorio, per esempio, hanno diritto senza i viaggi della speranza, non solo per la salute del corpo, anche per la salute dello spirito, di avere un grande direttore in Calabria una volta all'anno con una grande orchestra vera, vera. Magari Allora, formare anche un'orchestra e lo stabile in sanno, Calabria. questa cosa costa quasi 300.000 euro. Lo sanno le persone che i festival, Ravello Festival, la Ravenna, qua, costano vari milioni di euro e che quindi dare 300.000 euro a un settore, soprattutto quando è più di nicchia, cioè quando parliamo del teatro, della danza, dello spettacolo tipo musica classica, musica lirica, cioè dove hanno ancora più bisogno di sostegno. Allora ci rendiamo conto che 300.000 euro sono una cosa addirittura residuale e già con questi noi stiamo facendo miracoli. Allora che significa? Tornando a quello che tu hai fatto notare, che il problema non è film commission, teatro, danza, spettacolo, il problema è che bisognerebbe dire, ok ragazzi, noi abbiamo bisogno che la Calabria diventi competitiva sullo scenario nazionale e internazionale, abbiamo bisogno di dare risposte ai giovani, abbiamo bisogno di sostenere il settore anche qui, abbiamo 10 euro e allora congruamente, guardando a quello che fanno le realtà migliori italiane ed europee, decidiamo che questi li destiniamo a questo, questo a questo e questo a questo. E sulla base dei risultati veri assegniamo le risorse, anche perché guarda, la Santelli aveva avuto anche diciamo, un'intuizione assolutamente interessante, che poi insomma, bisogna capire se potrà andare avanti. Cioè il fatto che se io chiamo la Barilla, dico la Barilla piuttosto che dire io voglio il Festival di Venezia in Calabria, sto dicendo un'altra cosa, piuttosto che il marchio Miss Italia, guarda che il bando è vero fino a un certo punto, perché io sto chiedendo un marchio che è quello e non è altro. Quindi bisognerebbe avere proprio il coraggio di investire su marchi che non è che sì, possono anche partecipare ai bandi perché sono fondi PAC, devono passare dai bandi, lo capiamo, i tecnicismi, però forse bisognerebbe anche chiedersi che anche la logica dei bandi deve essere anche quella riguardata, ma non perché uno vuol fare cose senza bando. Chiara, però io sono convinto che il limite più grande che ha la Calabria, che magari c'è lo slancio politico, c'è anche stato in passato uno slancio politico, perché ricordo che ne sei testimone tu come Ruggero e probabilmente per sentito dire anche Giuseppe Panebianco, che certamente la Giunta Oliverio ha investito tantissimi soldi in più rispetto a quello che avveniva negli anni precedenti nella cultura. Ora quest'anno nella manovra per l'investimento in cultura mancano diversi milioni di euro non investiti, non messi a bando, quindi non assegnati. L'anno è finito, quindi stiamo parlando di concretezze. Detto ciò, quello che manca rispetto al pensiero politico a me pare proprio quello tecnico, burocratico. Manca sempre un passaggio in cui noi diventiamo ostaggio di chi pensa che invece la cultura non produce, perché c'è stato anche un ministro che ha detto che con la cultura non si mangia, Ruggero, o sbaglio? Quanto è vero che burocraticamente abbiamo delle difficoltà a capire, perché il politico poi ha bisogno anche del riferimento nei costi per fare il ragionamento che dice Chiara. Non c'è ombra di dubbio. Io condivido ovviamente tanti passaggi di Chiara rispetto alla tua precedente affermazione, Film Commission e altro. Bene, Film Commission hanno scelto figure che sulla carta hanno competenza riguardo al cinema. Ora, non entro nel merito dell'aver mandato a casa il precedente presidente
perché ritengo che abbia lavorato bene, abbia ottenuto grandi risultati proprio sul campo con premi, con pellicole e con altro. C'è Giovanni Minoli, figura storica, è andato a pescare, tu parlavi di bandi della durata di 24 ore, comunque ha pescato nell'ambito delle competenze specifiche di quello che è il ruolo, almeno dovrebbe essere il ruolo, almeno che non sconfini in altro, della film commission, quindi produzione di fiction, produzione cinematografica, audiovisivo. No, Ruggero, sono state figure introdotte anche perché devono essere esperti di musica e di teatro, quindi lì io un po' di problemi me li porrei. Se questo è accaduto mi pare che sia grave, perché non ci azzecca nulla. Allora pensare di fare la parte non del leone ma proprio del dinosauro diventa esagerato. Allora andiamo al discorso ancora dei grandi festival. Un paradosso: se è stata riconosciuta ormai dal 2012 in poi, con i bandi relativi ai festival storicizzati, se sono stati riconosciuti 10-12 festival, gli unici che hanno i requisiti necessari per questa definizione, quindi 15 anni minimo di edizioni e quant'altro, come può essere modificata nel 2020-2021 il parametro, possono essere modificati i parametri per ristabilire la storicità di un festival? È evidente che bisognava investire su questi festival 10-12 per questa fascia, poi puoi fare gli innovativi, poi ti puoi inventare l'idea originale all'improvviso e la tiri fuori, però è stato riconosciuto ormai in modo, tra virgolette, proprio storico, che esistono in Calabria 10-12 grandi festival di livello internazionale. Questo hanno detto le valutazioni delle commissioni per diversi anni consecutivi. Allora, alla luce di un dato acquisito, andare oggi a inventarsi delle regole che poi non porti manco a termine, sostieni questi 10 festival, sostieni questi 12 progetti innanzitutto, poi è evidente che se hai disponibilità economiche per poter allargare la rosa di sostegno a nuovi festival, a festival che escono fuori da una genialità creativa particolare, di un nuovo soggetto proponente, è bene dare attenzione a tutto, sono assolutamente d'accordo, però i 10-12 festival rimessi ancora una volta sotto ad esame, e questo esame per il 2020 ancora non si è neanche concluso, penso che sia una cosa che ci debba far riflettere. Cioè non è che oggi, se l'anno scorso erano richiesti 15 anni, quest'anno 15 anni, oggi improvvisamente può spuntare un festival che ne abbia 31. Cioè tutti i festival calabresi che dovevano avere quel requisito sono stati valutati, sono stati selezionati e hanno tra l'altro subito anche i controlli dei vari livelli per quanto riguarda le rendicontazioni. Caustiche, perché me ne ricordo perfettamente, i controlli di primo e di secondo livello con tutto quanto i pagamenti certificati e tutto quanto il resto appresso. È un riconoscimento che vada oltre quella che è la burocrazia. Quando tu parli di burocrazia parli spesso purtroppo di funzionari che ignorano completamente, anzi forse ce ne sono alcuni che oggi, avendo avuto tra le mani questi progetti, le rendicontazioni, oggi hanno anche una qualità, una competenza per poter entrare anche nel merito, se vogliamo, di quelle che sono difficili valutazioni di natura artistica, però la Calabria parla da sola, quello che è accaduto in questi anni è davanti agli occhi di tutti. Questi festival di cui parliamo ormai sono storia del panorama non solo regionale ma anche nazionale, se vuoi internazionale. Allora, io capisco che è una nuova amministrazione, è arrivata a febbraio, aveva tempo per necessità di rodare prima di insediare. Ma intanto è finita però, fino ad aprile è finita. Il problema sai qual è, Ruggero? Che io ritengo, scusami se ti interrompo, per me è urgente ora anche un'azione. Io chiedo anche a Chiara se è d'accordo. Cioè, perché anziché fare delle riunioni singolarmente, perché non si fa un tavolo della cultura dove veramente il facente funzioni, chi ha la delega alla cultura, non si confronta in un paio d'ore con tutti quelli che sono i protagonisti di quelli che abbiamo chiamato interventi storicizzati, di quelli che sono i protagonisti del mondo della produzione culturale. Questo dovrebbe essere, secondo me, un passaggio importante da fare. Purtroppo però, amici miei, siamo giunti al termine perché il tempo, i nostri 50 minuti sono finiti. Io mi auguro di potervi risentire a presto, vi chiamerò e a stretto giro speriamo di poter fare un viaggio soprattutto con nuove notizie al riguardo, e mi auguro che queste graduatorie che possano restituire
un minimo di serenità ad Armonie d'Arte, ai Fatti di Musica, ma anche dare speranze a Giuseppe Panebianco come new entry in questa produzione culturale, che richiamerò ovviamente al prossimo numero. Vi ringrazio di essere stati con noi e vi do intanto un abbraccio e ci vediamo prestissimo. Grazie Chiara, grazie Ruggero e grazie Giuseppe. Ciao, grazie. Alla prossima.